Arriva da Gorini che va dentro appunto da Ostarello, fuori la palla, conclusione da 3 punti e la primo canestro della partita targato Bonasia. Lunga molto dinamica lei, può giocare sia vicino a canestro, fronte e lontano a canestro. Qui la palla bellissima di Sulciute per il taglio di Pasa, la palla in ala per Gorini, ancora lo scarico sempre per Vojta che va in 1 contro 1, non c'è il fallo secondo gli arbitri. E anche qui vediamo tanti canestri sbagliati, devono ancora prendere un po' le misure le giocatrici. Qui l'1 contro 1 di Ostarello, schio la scorsa settimana dopo 2 partite di stop per un problema alla schiena, per Fieta che torna fuori da Henderson che si riposiziona in angolo, prende e realizza la tripla, non concede la prima ondata offensiva a Campobasso. Qui Bonasia poi persa dalla difesa e saranno dei bei mismatch sia con Pasa che con Fieta. Qui prende un altro palleggio arresto e tiro Bonasia, anche lei appena entrata in campo. La palla arriva a Gorini che prende il palleggio arresto e tiro e realizza altri 2 punti. Sì, è una partita molto fisica, state brave prima le Lupe a fare questo raddoppio su Tikvic sotto canestro. Henderson che trova in lunetta Arado che parte in 1 contro 1, va di mano sinistra ad appoggiare di tabellone la palla da Vojta e che va un'altra volta da Gorini che col palleggio arresto e tiro con i dirigenti. Qui recupera rimbalzo da dentro, una palla bellissima per Marangoni e il capitano realizza nelle mani di Marangoni, penetra lo scarico in angolo per il tiro solo da 2 punti di Bove. C'è la buona difesa di San Martino, allora la palla dentro per Marangoni, raddoppiata dalla difesa di San Martino, però bravissimo. Vedremo se continuerà dopo questa azione, forse solo in certe rimesse restano sopra la testa di Tonello a realizzare altri 2 punti. Qui brucia in 1 contro 1 e già dall'altra parte Campobasso con la palla dentro appunto per Ostarello che cerca l'appoggio di tabellone, forzare la propria conclusione. Qui Pasa a bruciare la difesa, scaricare per Filippi che realizza i 2 punti, ribaltamento di lato, si cerca dentro proprio Filippi che aveva preso posizione bene, però una ricezione complessa poi in reverse. Non aveva preso bene il primo pallone ma dopo si è liberata, lei ha delle mani buonissime. Non sono riuscita a concretizzare in attacco San Martino queste 2 azioni, qui persa completamente Bonasia, ancora torna fuori il pallone per Pasa che penetra e scarica, la palla arriva in angolo per Zavarella che prende il catch and shoot da 3 punti, buon movimento di palla qui da parte di San Martino, molto brave, hanno blocco, riblocco, brava Bonasia. Con Henderson in punta torna fuori da Zavarella che non ci pensa 2 volte, prende un altro tiro da 3 punti che riconsegna dentro la palla per Ostarello che si gira sul perno, prova la conclusione, la sbaglia, si lotta a rimbalzo 2 volte, il tocco di Tikvic a cui un'altra volta rubata palla, Vojta intanto sul contropiede. È l'attacco di Campobasso, poi in attacco non sono riuscito a trovare un passaggio libero. Qui si prende il tiro da lontanissimo Henderson, il primo tiro che ha fatto dopo che abbiamo detto che non è speriamo bene. Altra tripla qui a bersaglio, questa volta da parte di Fieta. Qui la palla fuori nel ribaltamento per Zavarella che sbaglia la tripla, poi Toffolo brava rimbalzo col tocco e poi il controllo. Zavarella ha segnato una tripla importantissima. Qui intanto subito Fieta, rotazione con la palla che arriva in angolo per il palleggio arresto e tiro di Bonasia. Zavarella col palleggio vivo, palla per Toffolo dentro per Filippi, persa dalla difesa di Campobasso. Questa sera speriamo mi smentisca, ma non sta segnando. E intanto il contropiede San Martino che comunque deve pagare un po' anche lo scotto però Campobasso già dall'altra parte con Ostarello a realizzare altri 2 punti con Ostarello. Qui consegnato per Henderson che prende il catch and shoot da 3 punti, dentro, fuori e di nuovo dentro, in angolo per Zavarella che parte in 1 contro 1 fino in fondo, anzi no, lo scarico all'ultimo per un altro tiro da 3 punti di Jolene Henderson. Chiude il palleggio, trova il taglio di Henderson che prende il palleggio, arresto e tira e pareggia la partita. Le uscite dai blocchi di Henderson che non riceve, porta loro un blocco su Pasa fino in fondo in 1 contro 1, persa dalla difesa, discrepanza di meno di un secondo tra i 2 cronometri, quello dei 24 e quello della partita. Gorini col palleggio vivo, l'1 contro 1 di Gorini che non sa bene cosa fare, poi prende un palleggio arresto e tiro corto sul secondo ferro, rimbalzo controllato da Sulciute, intanto realizza il primo Sulciute e anche il secondo Sulciute, 2 secondi e 1 da giocare, non hanno time out.
Le giocatrici di Campobasso tirano comunque da metà campo, vince allora il San Martino di Lupari con questa favolosa rimonta contro Campobasso con un punteggio di 53-49 e si qualificano matematicamente per i playoff.